non ha intenzione di innamorarsi di nuovo Asia Argento che, dalla rottura con Max Gazzè, è rimasta single. Decisa a vivere al meglio la sua vita, la controversa regista ha dichiarato al settimanale GIA di non avere tempo ed energie da investire nella conquista di un uomo. Le precedenti relazioni fallite, non ultima quella con Morgan, l'hanno spinta a disinteressarsi completamente all'universo maschile. Dopo aver mostrato su Instagram il suo ultimo, enorme tatuaggio, si potrebbe pensare che la voglia di ornare il suo corpo trovi una corrispondenza in campo amoroso. E, invece, così non sarebbe. Gli uomini per me sono solo una perdita di tempo ed energie. Non ne voglio più sapere di dover essere bella, per forza, truccata come una bambola, con le gonne e i tacchi. E non voglio più recitare. Dichiarazioni dure, soprattutto l'ultima parte, con la quale lascia intendere di non essere mai stata completamente se stessa. Se un uomo le avesse ispirato il desiderio di non modificarsi in vista della conquista, oggi la Argento farebbe dichiarazioni diverse. Già in passato aveva annunciato di aver cambiato idea sull'universo maschile, dichiarando lapidaria: gli uomini non mi piacciono più. A distanza di mesi, non ha cambiato idea e lo esprime con la stessa forza di sempre. Asia basta a se stessa e, soprattutto, a sua figlia Anna Lo. È su di lei che la Argento è completamente concentrata, sulla sua crescita e sul passaggio sempre complesso alla fase di adolescente. La sua bambina oggi ha 13 anni e tutto il mondo da scoprire. E, con Asia accanto, molte scoperte potrebbero rivelarsi più entusiasmanti del previsto. Chi se ne frega.